Ciao a tutti, ben ritrovati ad una nuova puntata. La parola di oggi è cura. A te cosa viene in mente cura? A me mi viene in mente immediatamente mia madre con io piccolino che mi porta in giro per il mio quartiere. Sì, anche a me la parola cura fa venire in mente... Fa venire in mente mia madre come da piccolo? No, mi fa venire in mente la mia famiglia, mi fa venire in mente un contesto familiare. Andiamo a farci raccontare cosa significa la parola cura dal professor Rovegno. Andiamo. Cura è una parola che viene fatta derivare da due possibili significati originari. Uno è legato al cuore, cor urat vuol dire che scalda il cuore e contemporaneamente scaldandolo lo consuma, oppure c'è un'altra possibile radice, kau, che riporta all'azione di guardare, osservare, essere cauti. In ogni caso la cura indica una sollecitudine, che può essere materiale, non so, la terapia adeguata per un malato o le cure per la coltivazione delle piante, e spirituale. Il curato è quello a cui è demandata la cura delle anime. Su questo versante mi viene in mente una famosa canzone di Battiato, La cura, dove cura equivale a protezione. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo. Come dire però che curare equivale a mettere sotto protezione, sottrarre ai dolori, ti metto in gabbia così non soffri, qualcosa di simile. E c'è anche una connotazione negativa di cura. Pensiamo al famoso sonetto dedicato da Ugo Foscolo al fratello morto, a cui dice: sento gli avversi numi e le secrete cure che al viver tuo furon tempesta. Ma prendersi cura è un'altra cosa. Schematicamente lo abbiamo esemplificato nel Vangelo del Buon Samaritano, che è uno che raccoglie da terra l'uomo ferito che incontra per strada, quello che altri non curanti avevano ignorato, lo porta dove può essere curato, dà addirittura soldi all'albergatore perché se ne prenda poi cura, e questo è il prendersi cura di cui poi Gesù stesso nel Vangelo l'emblema, l'esempio, perché è Gesù il buon samaritano, è anche il pastore che va in cerca della pecora perduta e se la prende in spalla, non aspetta che la pecora zoppa si rialzi da sola. Quello è il prendersi cura, e ognuno di noi vorrebbe sicuramente qualcuno che si prendesse cura di lui, e che molto spesso siamo così concentrati su noi stessi che finiamo per essere anche noi incuranti degli altri, non ci curiamo di quelli che incontriamo sul nostro cammino, ma forse non dedichiamo neanche sufficiente cura a noi stessi, perché
la cura degli altri o di se stessi comporta un amore che a volte pensiamo che gli altri non meritino o che neanche noi stessi meritiamo. E questo alla fine è un bel problema. Anche cura, come le altre parole che abbiamo già incontrato, ha tanti significati e secondo me il significato più bello di cura è la cura per se stessi, quando qualcuno ad un certo punto decide di prendersi cura di sé, del proprio corpo. Ed ecco un po' la storia che stiamo andando a conoscere, la storia di un ragazzo che per lunghi anni è stato purtroppo vittima di bullismo e che grazie alla musica ha riscoperto una forza interiore che gli ha permesso appunto di rinascere in un certo senso e da lì in poi ha deciso di prendersi cura di sé. Beh, credo che possa essere utile per tutti i ragazzi. Sì, diciamo che è un esempio per tanti ragazzi, al di là che siano vittime o meno di bullismo, però il messaggio importante è quello appunto di prendersi cura di sé. Andiamo a conoscere questo ragazzo che è un po' particolare e a suo modo anche divertente. Andiamo. Dite di me che non sono del branco, preso ad un angolo solo per schernite. Davide, la tua vita musicale prende campo soprattutto dopo il tuo percorso relativo alle scuole medie. Sì. Perché nelle medie succede qualche cosa che ti cambia la vita. Ho subito il bullismo psicologico, che posso assicurarvi che è molto peggio di quello fisico, anche se sono bruttissimi tutti e due, però quello psicologico è veramente brutto, quegli anni me li ha distrutti totalmente, sia a livello scolastico che di autostima. Mi raccontavi prima a microfoni spenti come in quei giorni, in quei momenti, una delle tue forze principali era riuscire a raccontarti ai tuoi genitori. Hai sempre avuto cura di te in questo senso. Sì, poi mi hanno aiutato veramente tanto i genitori e la musica soprattutto. Quando hai capito che non ce la facevi più, eri arrivato a un livello di sopportazione massimo e ti devo prendermi cura di me stesso, devo cercare di far uscire quello che ho dentro e diventare anche magari un esempio per tutte le altre persone che hanno avuto questo tipo di problematica. Quando vedevo altro bullismo su altre persone, ho detto basta, voglio diventare un esempio, essendo che in più l'ho subito io. Ho detto basta, devo essere un personaggio così. Quindi scusami, la cura della tua persona è nata più che altro a posteriori, cioè una volta che hai visto esempi anche su altre persone, magari i tuoi compagni. Sì. Invece Esatto. quando succedeva a te come la metabolizzavi? Come facevi ad avere cura di te in quel momento? Sempre musica e musica. Dammi uno schiaffo o un altro ancora, vi stupirò, non vedo l'ora. Abbiamo visto una storia molto singolare e molto particolare. Adesso riporto una storia un pochino più ordinaria, nel senso di quello che è il prendersi cura, e sono comunque dei ragazzi che spendono il loro tempo e fanno i volontari per prendersi cura dei malati. Ma sono tutti giovani? No, però ti porta a conoscere il gruppo giovani. Ho iniziato a fare volontariato quando avevo 15 anni, grazie a una passione che è stata trasmessa dai miei genitori, che ancora ad oggi fanno parte del mondo del volontariato. Il mio impegno in Croce Rossa a Cogorno è prendermi cura degli altri. Prendermi cura per me ha un senso bivalente, una parte psicologica, emotiva, di stare accanto al malato e sostenerlo nei suoi momenti di difficoltà, e una parte più teorico-pratica, vale a dire sviluppare delle tecniche adeguate per prendermi cura nel modo più consono possibile rispetto ai bisogni del paziente che abbiamo davanti.
Sicuramente il prendersi cura dell'altro è un'attitudine che in parte deve essere già sviluppata in ognuno di noi. Sicuramente frequentando luoghi di volontariato come il nostro è una cosa che va sviluppandosi, si riesce a rodare, lavorare su questa e portarla sicuramente al massimo delle possibilità di ognuno. Oltre alle esperienze quotidiane, quindi dei trasporti che nel giornaliero facciamo con l'ambulanza, posso ricordare con piacere un caso di una bambina cubana, Lilianette, gravemente malata alle vie aeree per ingestione di caustici, che grazie al nostro contributo economico realizzato attraverso delle sagre fatte all'interno del nostro comitato siamo riusciti a portare in Italia e a curare all'Istituto Gaslini. Oltre ai risultati pratici che riusciamo a ottenere sul campo, è una restituzione relativa alla gratificazione, il sorriso di un paziente anziano, l'abbraccio di una mamma che viene consolata, piuttosto che il grazie o la stretta di mano di un paziente che viene trasportato, a seconda dei casi più o meno gravi, è sicuramente ciò che ti riempie l'animo totalmente e te lo porti con te per sempre. Sicuramente la presenza della componente giovanile all'interno di un'associazione è un valore aggiunto e ti spiego brevemente perché. Perché è un gruppo estremamente eterogeneo dove ci sono giovani, un po' meno giovani anagraficamente e ci prendiamo cura l'uno dell'altro, riuscendo a amalgamare e far crescere il gruppo, quindi creando rapporti di coesione molto, molto importanti che vanno anche al di là di quello che è il servizio all'interno della Croce Rossa, ma che sviluppa rapporti nel quotidiano all'esterno dell'ambito specifico. Abbiamo visto che c'è chi si prende cura di sé e chi si prende cura degli altri volontariamente, come i ragazzi della Croce Rossa, che secondo me portano avanti un'esperienza bellissima. Però c'è anche un'altra forma di cura ed è l'esperienza di un uomo africano, che ha deciso ad un certo punto della sua vita di lasciare la sua professione e di prendersi cura delle persone malate, delle persone in difficoltà e soprattutto delle persone che avevano dei problemi psichiatrici. E da lì in poi far cambiare a loro la vita. È un'esperienza molto forte. Sì, molto forte, molto particolare e grazie a Don Alberto e Don Luca abbiamo avuto la possibilità di incontrarlo e di intervistarlo. Andiamo a incontrarlo. Dove nasce questo suo desiderio di donarsi agli altri? Non è che io abbia avuto un desiderio che mi è sorto spontaneo. Io sono stato toccato da questa sofferenza così dura e dal fatto che nessuno dice niente e interviene. C'est tellement difficile, dur, et personne ne fait rien, personne ne dit rien. Allora questa sofferenza è un grido che è salito a Dio e Dio ha sentito questo grido e è venuto al loro soccorso. Ha voulu venir à leur secours. C'est vrai. Ma Dio si è servito di me, è venuto a prendermi, ma Dio ha voluto servirsi proprio di me, è venuto a prendermi. E non è perché io abbia una fede più grande degli altri. Lei da 35 anni libera dai ceppi malati psichici. Che tipo di condizioni vivono queste persone? Ecco, sono situazioni che anch'io ho scoperto perché non sapevo che esistessero. Sono incatenati, veramente incatenati. Dal punto di vista umano per me è stato uno shock perché sono incatenati al collo con catene vere oppure sono attaccati ai ceppi, sono incatenati agli alberi e questo per me è stata una vergogna, ho sentito proprio una grande ferita dentro di me. Qual è l'approccio nei loro confronti? L'approccio è quello di amarli, perché io ho sentito questo amore su di me perché io ero come loro, mi trovavo in un buco nero dove il Signore è venuto a cercarmi
e io ho sentito questo amore di Dio che mi ha preso. Et vous devez le savoir. E noi sappiamo che i comandamenti di Gesù sono questi: ama Dio con tutto te stesso, ama il prossimo come te stesso. E è questo amore che noi dobbiamo cercare di praticare. Ecco, il Signore ha dato la sua vita per salvarci, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per gli altri. Quanti sono gli ammalati che vengono poi assistiti dalle vostre opere? Ecco, nel 2013 abbiamo fatto una statistica e finora abbiamo, soprattutto in questo momento, abbiamo calcolato che sono 60.000 le persone che sono state curate. 1000 malades qui sont déjà retournés dans leur famille. All'inizio ti ho raccontato che per me cura fa venire in mente comunque i momenti passati con mia madre comunque a casa mia, nel mio quartiere. Ecco, ci sono persone che purtroppo non hanno nessuno che spenda cura di loro, né una famiglia né un posto dove stare. E quindi a quale tipo di esperienza, a quale tipo di storia stai pensando? Ti porto subito a vedere. Va bene, allora andiamo. Le persone che hanno necessità del dormitorio si presentano al centro di ascolto Caritas, incontreranno i volontari per cui si farà un colloquio e verrà, se tutto va bene, data la possibilità di accedere a questo servizio notturno per un massimo di 15 giorni, ripetibili dopo un mese dall'uscita. Le persone si ritroveranno alla sera verso le 19:30 davanti alle poste di Chiavari, dove ci sarà un operatore con il pulmino che verificherà l'identità della persona e farà salire la persona e la condurrà al dormitorio. E la persona là incontra l'operatore che ha già incontrato perché ha fatto il trasporto e 1 o 2 volontari, almeno speriamo di poter fornire questo servizio tutti i giorni. Quindi si può nel tempo fino alle 22 fare conversazione, lavare le proprie cose manualmente, fare la doccia, ricevere un cambio alla settimana, bere qualche cosa di caldo, stare un pochino insieme. Si possono anche lasciare i propri indumenti perché vengano lavati ed essere ritirati dopo un paio di giorni. Ci sarà qualche volontario per il servizio di lavanderia. Poi si va a dormire e la mattina dopo, verso le 7, si può fare una piccola colazione, sempre con la possibilità di avere dei volontari che danno questo servizio, e poi si viene riaccompagnati dall'operatore davanti alle poste di Chiavari e poi riprese la sera. È arrivato il momento, Giacomo, di ascoltare le parole di Don Luca sul Vangelo. Andiamo a sentire il suo commento. Andiamo. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Ci sono appuntamenti nella nostra vita che ricordiamo a distanza di anni, quasi che lo scorrere del tempo non riesca a cancellare le tracce lasciate impresse nel nostro cuore. Basta ritornare in un luogo, riascoltare una voce, percepire alcuni profumi e la nostra memoria fa riemergere, come per incanto, un ventaglio di emozioni tali da sorprenderci per la loro intensità. Emozioni e sensazioni che pensavamo fossero legate esclusivamente al momento che stavamo vivendo, ma che in realtà sono diventate parte di noi. Essere aperti alla vita, in fondo, è permettere alla vita stessa di toccarci, tanto che se la memoria conserva indelebili quelle tracce di storia, abbiamo come la conferma che la caratteristica più autentica del nostro cuore è proprio la sua vulnerabilità, la capacità di rimanere ferito.
Riconoscerci vulnerabili, allora, è la prima consapevolezza che dobbiamo a noi stessi. Diventiamo uomini nella misura in cui il nostro cuore diventa disponibile a lasciarsi toccare dalla vita e ad apprendere dalla vita. Soltanto qui c'è lo spazio per la cura, che prima di tutto chiede di affrontare la diagnosi della vulnerabilità, data dal dare spazio all'accorgersi della diversità di chi ho accanto. Quante volte viviamo nella pretesa che l'altro sia ciò che io desidero. La diversità non è un difetto, non è un errore, l'altro è semplicemente diverso da me. La diagnosi chiede la capacità di vedere l'altro in profondità anche nel suo dolore, l'ascolto profondo dei punti di forza e di debolezza. Cura poi è accompagnare la vulnerabilità, sentirsi accompagnati nella nostra vulnerabilità dal cuore buono del Padre per diventare capaci di curare la vulnerabilità dell'altro secondo lo stile di Dio. L'arte della cura chiede poi la costanza della terapia. Questo significa coinvolgersi e dare la vita, dare tempo per dialogare, per ascoltarsi, per guardarsi, per restituirsi stima e fiducia. Anche dentro al conflitto la relazione è più importante del problema. La cura che Dio riversa nella nostra vita può così essere anche quella che offriamo con disponibilità di cuore a coloro che incontriamo ogni giorno. Abbiamo visto tante esperienze, tanti modi di diverse persone che si prendono cura degli altri e io credo che alla fine, alla base di tutto, ci sia il fatto che ognuno di noi ha bisogno di qualcuno che si prenda cura di noi. Lo penso anch'io. E adesso andiamo ad ascoltare le parole di Don Alberto. Cosa significa per un giovane la parola cura? Sì, magari immediatamente pensando a cura pensiamo al medico, non farci curare perché c'è qualcosa che non va, ma in realtà questa parola riguarda un po' il cammino di tutta la nostra vita, in quanto siamo stati curati da persone che ci hanno permesso di fiorire e noi abbiamo curato altri. Curare significa dedicare del tempo, della passione, direi anche dei progetti agli altri. Ecco, e quindi la domanda aperta per ciascuno di noi è: a chi possiamo dedicare il nostro tempo? Ci si può prendere cura degli altri come ci si può prendere anche cura delle cose, però ci si può prendere anche cura di se stessi. Quanto è importante appunto prendersi cura di noi. Certo, prendersi cura di noi è un passaggio che in questi nostri tempi in cui si va molto veloci, in cui ci sono sempre molte cose da fare, si rischia di non fermarsi per dire davvero io chi sono e dove voglio andare. Per cui la cura di noi stessi parte dallo scoprire la nostra interiorità e da curare questa interiorità con domande e spunti importanti. Siamo arrivati quasi alla fine di questa puntata, allora ti chiedo subito che cosa ti è piaciuto, che cos'è che ti ha colpito di più. A me è piaciuta molto l'esperienza comunque di chi si occupa del dormitorio e si prende cura di chi sta un po' ai margini comunque della nostra società, di chi magari incontriamo e vediamo ogni giorno e però non pensiamo mai che potremmo aiutare. E invece a me è piaciuta la storia dell'africano, della storia di quest'uomo che si prende cura, che si è preso cura in realtà di tantissime persone in difficoltà. Se volete unirvi a voi per il prossimo viaggio, ci vediamo alla prossima.